Il 1° maggio era festa dei lavoratori. I lavoratori, i camerieri e i barbieri facevano una partita di calcio dopo la corsa, perché ci trovavano tutti, era festa di tutto. Barbieri e camerieri, il giorno delle sfide era il 1° maggio e se il calcio fa e faceva da padrone anche la corsa aveva il suo bel seguito, ovviamente per quelli che correvano tutto il resto dell'anno su e giù tra bancone e tavolini. Era la corsa dei camerieri che a Roma, dove pare sia stata inventata, si teneva sin dagli anni 30. Treviso l'ha importata nel dopoguerra, quando la città storniona ammiccava tra i tavoli di signore e signori. Ecco il diploma del vincitore della prima edizione, data 1° maggio 1950. Da notare chi rilascia il documento era la CGIL, quasi a sottolineare che nella festa dei lavoratori il cameriere non lavorava ma gareggiava. E questi invece sono i volti di quell'epoca, da Neno Abiti con Ciccio Vanina al bar Beltrame sotto la loggia dei 300 ad un giovane Piero Peron diventato successivamente uno degli uomini del rugby trevigiano, e poi Nino Ziliotto con la moglie all'osteria alla Colonna, solo per citarne alcuni. Immagini raccolte ed esposte da Giorgio Fantine, che questi volti li ha conosciuti tutti, e forse per questo, ma sicuramente per il grande amore per questa città, che Fantine organizza anche quest'anno la corsa. Appuntamento mercoledì 1° maggio al Battistero del Duomo, con i circa 2 chilometri su e giù per la città, con vassoio, tazzine, bottiglie e bicchieri da tenere rigorosamente con una sola mano. Facciamo un percorso via Cornarotta, via Municipio, dopo andiamo via Bianchetti, torniamo, facciamo tutto il Calmaggiore, andiamo giù ai Noli, torniamo in via verso Piazza Indipendenza, torniamo in Piazza Esperia e facciamo tutto via Palestro, arriviamo ai Buranelli e poi Piazza di San Francesco, Pescheria. Se arriva qualcuno? No, arrivano tutti, arrivano tutti. La novità di quest'anno è la presenza femminile, quindi sfida nella sfida, manco a dirlo, tra signore e signori, questa volta di ristoranti e bar. E se uno vuole iscriversi? Basta che per tempo venga ai 9:30.